Faccio gli auguri a tutti i docenti coinvolti in questo impegno che si formalizza attraverso un esame e a tutti gli studenti. Esami di maturità al via, una prova che costituisce uno sforzo impegnativo e un momento determinante anche per il personale scolastico, sottolinea Marta Viotto della CGIL. Ultimo esame di maturità con la vecchia formula, dall'anno prossimo con la buona scuola cambieranno molte cose. Sindacato contrario al fatto che incida sul voto finale l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro. Penso che non si tratti di una materia curricolare e su noi questo, al di là di tutte le considerazioni della valenza formativa che tanti studenti sono stati coinvolti, forse la prova legata a una relazione e che quindi diventa poi un momento anche oggettivo per questa valutazione dovrebbe essere esclusa. Categoria quella degli insegnanti che ha ottenuto un rinnovo del contratto a tempo e solo parzialmente soddisfacente. L'auspicio della CGIL è che con il nuovo governo si riapra al più presto la trattativa, anche perché l'anno scolastico 2018-2019 si preannuncia difficile sotto molti punti di vista, sottolinea Viotto, a partire dal caso dei diplomati magistrali che rischiano di essere esclusi dall'insegnamento andando a impoverire gli organici. È una situazione drammatica, soprattutto per il Veneto, perché deve trovare una soluzione politica a livello nazionale. Io spero che il Ministro e i sottosegretari se ne facciano carico in maniera emergenziale e urgente per poter poi avviare l'anno scolastico nel modo più regolare possibile.